Benvenuti al Vinitaly 2014, inizia questa nuova puntata di Cronache Trevigiane, lo facciamo con l'assessore Finozzi, assessore di Regione Veneto al turismo, ma per dirvi intanto che il vino in Italia vale 12 miliardi di euro, l'export ha registrato un 7,3 in più di percentuale di vini esportati, ma soprattutto questo comparto dà lavoro a più di 1 milione di persone. Sono dati incoraggianti e sono incoraggianti anche i dati, immagino, del turismo del vino. Certo, anche perché stiamo parlando della prima regione in Italia per produzione di vino, stiamo parlando di circa 9 milioni di ettolitri prodotti, metà di questi sono anche vini certificati, quindi garantiti sia da un punto di vista della produzione che della qualità. Stiamo parlando di una regione che grazie al turismo ha realizzato ben 16 strade abbinate al vino. Stiamo parlando di una regione dove circa 200 cantine sono ospiti o come sede commerciale o produttiva in una villa veneta, 16 milioni di turisti che noi pensiamo proprio come ambasciatori del vino veneto in giro per il mondo. Questo ne garantisce l'abbinamento enogastronomia, paesaggio, storia, cultura, tradizioni che fa del Veneto appunto la prima regione in Italia per presenza turistica. Ecco, assessore, 4.100 gli espositori qui a Verona, anche questo secondo me crea poi turismo perché non possono non innamorarsi di questo territorio. 120 i buyer da tutto il mondo, anzi da 120 paesi del mondo. Questo garantisce ed esalta il valore internazionale di questa fiera che ci porta appunto migliaia di operatori, decine di migliaia di visitatori e ci permette anche attraverso questa fiera di aumentare quella che è l'attività promozionale del Veneto. Noi pensiamo che attraverso il vino si possano creare veramente delle sinergie forti da un punto di vista della promozione turistica, perché per il 35-40% dei turisti che arrivano in Veneto il motivo è proprio l'enogastronomia, quindi enogastronomia e turismo è un abbinamento molto forte che cerchiamo anche attraverso Vinitaly di rafforzare. Io la ringrazio davvero per questa testimonianza che ci apre a questa puntata. Andiamo un po' a scoprire questa cantina.